Un cordiale saluto amici in ascolto da Claudio Costanzo che si accinge a raccontarvi l'ottava giornata del campionato di eccellenza siciliana. Il Città di Rossolini ospita il Città di Messina, in palio il secondo posto in classifica, padroni di casa che giungono alla partita odierna dopo il pari maturato sul campo del Paternò Calcio per 1-1 e a quota 17 punti anticipano di una lunghezza i diretti rivali del Città di Messina, che invece hanno portato a casa 3 punti sofferti nell'ultima uscita contro l'Atletico Catania per 1-0. Firmata Leo, disegna con un 3-5-2 il suo Città di Messina mister Furnari, con Paterniti tra i pali, linea consolidata a 3 dietro formata da Leo, Filistad e Bombara, Di Stefano e Fragapane ad agire sugli esterni, sulla mediana Calcagno con ai lati Alessandro e Quintoni, in avanti Genovese e Codagnone. A sorpresa per i rosolini risponde dall'altro lato 1 Fornoni, 2 Brancato, 3 Rizza, 4 Monaco, 5 Ulma, 6 Cavarra, 7 San Mito, 8 Aprile, 9 Implatini, 10 Ricca, 11 Melluzzo. Si osserva un minuto di silenzio per i fatti accaduti la passata settimana allo Stadio Olimpico di Roma. Divisa granata con inserti bianchi per i locali, classico completo bianco scudato per la squadra del presidente Lorè, che attaccherà a destra verso sinistra in questo primo tempo e prova subito a impensierire Fornoni con questo schema da calcio piazzato, che però non trova un compagno libero al tiro. È stato Quintoni a provare a innescare le offensive del Città di Messina. Qui Genovese fa sportellate contro tutta la difesa dei rosolini, riesce a servire Fragapane, il suo pallone attraversa tutta l'area, dall'altro lato Di Stefano non riesce a chiudere in porta. Città di Messina però è partito meglio e qui ha un'altra occasione con Alessandro, questa volta riesce ad allontanare l'estremo difensore del Città di Rosolini. Sono ancora i giallorossi a farla da padrone in questo inizio di gara. Qui Quintoni però non riesce a imprimere forza al suo mancino. Dall'altro lato i locali si affidano a queste azioni solitarie di Melluzzo, che però viene controllato da Fragapane. Qui ottimo lavoro di Codagnone in ripiegamento difensivo, che libera Calcagno alla verticalizzazione per Genovese, che arriva un attimo in ritardo. Dall'altro lato però episodio chiave del match, palla dentro di Implatini, Filistad in maniera sfortunata devia il pallone nella propria porta. Incomprensione della retroguardia giallorossa, esce Paterniti e Filistad lo trafigge quando siamo al 38esimo minuto di gara, e sarà anche l'ultima emozione del primo tempo. Infatti andranno a riposo le due squadre sul risultato di 1-0 e l'autogol di Filistad fin qui a sbloccare la gara, che ha visto comunque il Città di Messina partire meglio. Ora però il Rosolini potrà sfruttare il vantaggio, ancora una volta affidandosi alle azioni del proprio numero 11 Melluzzo, e qui ci prova anche da calcio piazzato. Ancora palla scodellata dentro, questa volta all'indirizzo di Implatini, sempre Melluzzo riesce però a bloccare Paterniti. Diventa però diabolico il numero 11 del Rosolini, che qui ha una clamorosa occasione, se la divora. Era il gol del raddoppio, prestazione comunque maiuscola del numero 11 della formazione locale, che qui ha ancora un'occasione in ripartenza. È totalmente spaccato il Città di Messina, prova qui con Rizza col mancino, ma riesce ad alzare in corner Paterniti. Dall'altro lato l'offensiva del Città di Messina è orchestrata come al solito da Quintoni, che prova la verticale per un compagno che non arriva per un soffio. Città di Rosolini che però ha ancora un'occasione con Implatini, che prova con la rovesciata quando arriva il primo cambio per mister Furnari, con Costa che prende il posto di Quintoni. Città di Messina che prova a riordinarsi il campo con Codagnone che prova a offrire l'assist giusto a Genovese. Il suo tiro a giro di interno destro però risulta centrale, allora si affida ai calci piazzati. Questo pallone messo dentro Codagnone sul secondo palo, si alza però la bandierina dell'assistente per un dubbio fuorigioco sul tocco di Codagnone. Era stato Rasà, subentrato dalla panchina, a firmare il possibile gol dell'1-1. Qui intanto per il Città entra in campo anche Mastroianni per Calcagno, attrazione offensiva ora mister Furnari, che alza il proprio baricentro, è una clamorosa occasione ancora una volta sui piedi di Rasà, il capocannoniere della squadra.
ha avuto sul suo destro, mentre i compagni erano fermi a protestare per questo tocco di mano involontario del difensore Rosolini. L'occasione del possibile pareggio. Si fa prendere anche dal nervosismo il Città di Messina, ne approfitta il Rosolini dall'altro lato, che ancora una volta con Melluzzo prova a scardinare la retroguardia giallorossa. Città di Messina che però trova una bella verticalizzazione, che riesce a liberare Codagnone al tiro. Palla che nel secondo palo non trova Rasà, pronto a chiudere ancora una volta per il possibile gol del pari. Terminerà così la gara. Dopo 6 minuti di recupero il Rosolini porta a casa 3 punti e stacca il Città di Messina al secondo posto in classifica. Va a festeggiare con i propri tifosi. Ferma a quota 16 la formazione di Mister Furnari. Allora anche per quest'oggi da Claudio Costanzo non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima.